Allora via con la seconda corsa, a confronto della prima prova del Super Frustino Tommaso Grassi Howard, ritirato Fauna Jet. I favori sono per Forgido, numero 8, Enrico Bellei, macchina che accelera. Partiti in questo momento con la velocità iniziale di Frizzo. Frizzo va a condurre nei confronti di Fredonia Spa, che cerca di sistemarsi in seconda posizione, lo fa in breve, mentre all'esterno prova a progredire subito Fangio Cor. Al comando intanto Frizzo tiene viva l'andatura, all'esterno Fangio Cor si impegna, se ne va nei primi 200 metri di gara in 15-2 con Frizzo leader, Fangio Cor che va al suo esterno e l'attacca subito dopo 300 metri di gara. Non si oppone Frizzo, lascia sfilare Fangio Cor che in 400 metri è dunque il nuovo leader, con Daniele Cuglini che è passato quindi a condurre su Andrea Guzzinati. Indietro c'è Fredonia che precede Fiammingo e via via tutti gli altri. Intanto i 600 in 45,3 si viaggia ad andatura abbastanza sostenuta davanti alle tribune, con leader Fangio Cor. In seconda posizione c'è Frizzo, dalle retrovie cerca di farsi luce ora Forgido, ma è ancora distante dai primi, ne prende la schiena Fuera. Cavalli ora al mezzo miglio in 1,5-6 con al comando sempre Fangio Cor. Ora è decisa però la progressione di Forgido, che si porta gradualmente ai suoi lati, con a contatto comunque sempre Frizzo alla corda, poi al largo anche Fuera, e quindi Fredonia e Spav. Siamo a chilometro completato intanto in 1,16,3. Numero 2 Flamingo squalificato. Flamingo, e tanto Fangio Cor in vantaggio su Forgido. Siamo al completamento della curva finale, anche Fuera si avvicina, retta d'arrivo con Fangio Cor in testa, Forgido in seconda posizione. Fangio Cor si mantiene in vantaggio ai 100 conclusivi, va un po' in difficoltà invece Forgido. Vittoria per Fangio Cor per il secondo posto sul palo. Sono vicini Forgido e Fuera. 1,15,3 con 29,7, un doppio 29,7 a chiudere, e quindi i primi 10 punti se li aggiudica Davide Cuglini. Andiamo a rivedere le fasi. Daniele Cuglini, scusate, che viene a conquistare i primi 10 punti di questa serata di Super Frustino. La foto invece per il secondo posto è davvero molto molto stretta, perché sul palo Forgido viene raggiunto da Fuera, non sappiamo se riesce a contenerla. Andiamo a rivedere magari l'impressione è che riesca a contenerla di precisione, e comunque i due sono molto vicini. Ci sarà foto per il secondo posto. La vittoria invece per Fangio Cor, Daniele Cuglini in sediolo, il training di Salvatore Valentino per conto del signor Cristian Venturelli.